Buongiorno a tutti, benvenute e benvenuti a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione dal gioco d'azzardo, organizzata da UL6 Euganea di Padova in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Ringraziamo subito tutte le istituzioni che hanno patrocinato questo evento, il Ministero della Salute, la Regione del Veneto, il Comune di Padova, l'Università La Sapienza di Roma, l'Università di Parma, l'ANCI Veneto, il MIUR Veneto, l'Ordine degli Psicologi del Veneto e l'Ordine dei Medici di Padova. Un sentito ringraziamento va anche a tutte le realtà che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e naturalmente a TGR Rai e Telepadova che sono i nostri media partner. Siamo in diretta, trasmettiamo da Padova, dall'interno della prestigiosa Sala della Carità, un luogo veramente incantevole che potete vedere in questa inquadratura. Stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6 di Padova. Salutiamo tutto il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia e soprattutto gli studenti e gli insegnanti collegati dalle loro classi, che sono veramente tanti, non solo dal Veneto. E invitiamo tutte le persone che sono collegate a collaborare, a supportare questa iniziativa condividendo le nostre dirette sui propri canali e ringraziamo tutti coloro che sosterranno questo evento condividendolo sui propri social. Una calorosa accoglienza la riserviamo però in particolare a tutte le persone che sono presenti nella nostra sala, in particolare agli studenti e agli insegnanti del liceo artistico Pietro Selvatico di Padova, in particolare alla prima B che invitiamo anche a farsi sentire. Grazie ragazze e ragazzi e grazie ai vostri insegnanti. Il titolo di questa prima edizione è Siamo tutti in gioco. È un titolo che abbiamo scelto per sottolineare la nostra intenzione di rivolgerci non solamente agli addetti ai lavori, ma all'intera cittadinanza, compresi gli studenti, che avremo il piacere di avere qui non solo oggi ma anche in altre mattinate, e soprattutto un evento rivolto a tutti coloro che svolgono un ruolo educativo nei confronti delle nuove generazioni, quindi genitori, insegnanti, educatori e tutte le altre persone sensibili al tema. Pensiamo infatti che la cultura della prevenzione e la promozione della salute ci riguardi veramente tutti e per questo abbiamo progettato un'intera settimana di incontri molto variegati. Abbiamo invitato esperti non solo di gioco d'azzardo e di dipendenze, ma anche campioni dello sport, personalità importanti della legalità, professionisti della comunicazione, della salute, esperti del mondo digitale e molto altro, proprio perché vogliamo parlare di questo tema a 360 gradi e rivolgerci veramente a tutti, perché tutti possiamo fare la differenza per quanto riguarda la prevenzione e la promozione della salute. Come avrete certamente potuto vedere, abbiamo un sito dedicato a questo evento, a questa intera settimana, dove sono disponibili tutti i materiali promozionali e soprattutto dove potete consultare e scaricare il programma. Il sito è www.cambiogioco.uls6.it e sul sito resterà traccia inoltre di tutti gli incontri che saranno videoregistrati. Qui con noi oggi c'è anche la dottoressa Federica Silvoni, benvenuta dottoressa, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Albignasego, che al termine dell'incontro ci aiuterà a fare una riflessione e potrà eventualmente porre la prima domanda al nostro ospite. Grazie mille per aver accettato il nostro invito e grazie per essere qui. Invito ora a raggiungerci per un saluto istituzionale la dottoressa Maria Chiara Corti, direttore dei servizi sociosanitari dell'UL6 Euganea, che può avvicinarsi qui e a cui lasciamo la parola per un saluto. Grazie dottoressa. Buongiorno e benvenuti a tutti, coloro che sono in sala e anche coloro che sono collegati dall'esterno. Siamo contenti di avere davanti questa platea di persone, siamo contenti come azienda sanitaria di poter fare il kick-off meeting di un evento di prevenzione, questo evento che nel nostro caso vuole essere un evento che lavora in una dimensione di prevenzione. Noi, azienda sanitaria, che purtroppo abbiamo come abitudine quella di lavorare molto poco nella prevenzione e molto di più nella riparazione dopo che il danno grave è avvenuto. Quindi oggi diamo il via a questa settimana molto interessante con degli ospiti veramente di primo livello
che ci devono aiutare nella consapevolezza, devono aiutarci nel trasmettere a tutto il pubblico, non solo il pubblico laico ma anche il pubblico professionista, nella consapevolezza che nella dimensione del gioco, che sembra una dimensione molto innocua, addirittura una dimensione ludica, una dimensione piacevole, in questa dimensione può nascondersi un pericolo. Ci può essere un pericolo, c'è il pericolo della perdita del controllo e c'è il pericolo della dipendenza, tant'è che ovviamente il gioco può scivolare nella patologia, quindi ciò che è fisiologico, ciò che è una dimensione assolutamente positiva e piacevole può diventare una dimensione negativa. Quindi oggi abbiamo il privilegio di poter avviare questo incontro consapevoli che noi rappresentiamo l'azienda sanitaria e vogliamo tutelare la salute pubblica, la salute di tutti. Sappiamo che quando una delle nostre persone, dei nostri assistiti, perde un pezzo di salute, si ammala, tutti noi perdiamo qualche cosa. Quindi se riusciamo a evitare questa perdita di salute, tutti insieme riusciamo a mantenere e a costruire la salute di tutti in maniera assolutamente solidale. Io ringrazio e passo la parola. Grazie dottoressa Maria Chiara Corti. Abbiamo con noi anche il dottor Vito Sava, direttore del Dipartimento Dipendenze, direttore dell'Unità Operativa Complessa Alta e Bassa Padovana, UL6 Euganea. Benvenuto dottore. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. E con grande emozione che questa mattina sono qui con voi. Mi pare particolare e bello che ci siano ragazzi giovani, persone adulte e tante fasce d'età. Credo che questo è uno degli aspetti particolari del Dipartimento delle Dipendenze, che si rivolge e nell'area della prevenzione e nell'area della cura a fasce d'età che vanno dalle fasce d'età più giovani e giovanissime a fasce d'età più adulte. L'aspetto del gioco è un aspetto che riguarda e coinvolge tutti, dalla più tenera età fino all'età più grande, e ha a che fare con il piacere e il desiderio. Purtroppo quando questo piacere e il desiderio scade in aspetti di patologia e di difficoltà, diventa un problema da gestire fino a diventare una malattia. Noi vogliamo in questa settimana occuparci di quelle aree di cui parlava la dottoressa Corti, che riguardano il prevenire, che possono diventare delle vere e proprie patologie. Vogliamo imparare, vogliamo apprendere e allargare a tutta la popolazione questa cultura del desiderio e del piacere. Credo che diventa patologia e diventa malattia quando si perdono i contatti e le relazioni, quando diventa solitudine, quando non ci sono gli altri. Credo che la relazione è l'altra faccia della dipendenza. Spero che in questi giorni potremo acquisire, imparare e dialogare tra di noi con i nostri ospiti. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Grazie a lei, il direttore Vito Sava, e infine abbiamo con noi il dottor Salvatore Lobello, direttore dell'Unità Operativa Complessa SERD Padova e Pieve di Sacco, sempre dell'UL6 Euganea. Benvenuto direttore. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, grazie a tutti e grazie a coloro che sono collegati. È una cosa estremamente importante per noi essere qui oggi perché, come ha detto giustamente anche il nostro direttore servizi sociali, noi siamo abituati a vedere le persone quando vengono a farsi curare ed è una cosa nella quale ovviamente abbiamo un lungo allenamento, mentre invece abbiamo bisogno sempre di più di arrivare prima, di intervenire prima che queste cose possano avere il segno della malattia, il segno della patologia. E finalmente la possibilità di lavorare in quest'ottica e di intervenire prima è un risultato già di per sé estremamente importante. Abbiamo già sentito le caratteristiche di questo problema, che è diventato un problema che si trasforma da un'abitudine apparentemente innocente ad una problematica invece con le caratteristiche di dipendenza e di vera patologia. Ebbene, noi chiaramente possiamo dire i numeri che noi abbiamo oggi sono dei numeri in crescita importante e quindi sappiamo che
La crescita importante nel nostro dipartimento significa già un problema clinico, mentre invece noi vogliamo sempre più lavorare perché il nostro intervento possa arrivare ad impedire che ci siano questi numeri che crescono e che ci impediscono di avere un reale impatto su tutto il problema. Un buon lavoro a tutti e speriamo di essere con voi sempre in queste azioni. Grazie direttore. Grazie. Prendo qui il microfono. Grazie mille per il vostro gradito intervento che oltre ad un saluto naturalmente ci ha aiutato a inquadrare il significato di questa intera settimana di eventi. Settimana che inizia con l'intervento di questa mattina, il cui titolo è Il peso delle parole. Un intervento per il quale abbiamo il piacere e l'onore di avere ospite con noi Paolo Borzacchiello, che ringraziamo di cuore per la sua presenza e la sua disponibilità. Paolo Borzacchiello è uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica. Da oltre 15 anni si occupa di studio e divulgazione di tutto ciò che riguarda le interazioni umane e il linguaggio in particolare. È autore di bestseller e podcast di successo, consulente e divulgatore. È il co-creatore di Human Connection Engineering, la disciplina che studia le interazioni umane, HCE Luxury applicate al settore del lusso e HCE Research Institute per promuovere la ricerca nel campo delle interazioni umane. Ogni anno forma migliaia di persone e segue la formazione di aziende, imprenditori e manager in tutto il mondo e oggi è qui con noi davanti a questa platea di ragazzi che fra l'altro invitiamo, perché anche questo piace a Paolo Borzacchiello, lo abbiamo condiviso, invitiamo i ragazzi a preparare qualche domanda per il termine dell'intervento in modo che ci sia un po' di interazione, che è anche uno dei nostri intenti. L'incontro di oggi, dicevamo, si intitola Il peso delle parole. Le parole fanno la differenza perché hanno il potere di influenzare i pensieri, le azioni e il nostro futuro. E per questo è importante essere consapevoli dei loro effetti e di come gestirle al meglio, sia per comprendere il reale obiettivo delle comunicazioni che riceviamo, e sia per evitare i tranelli che potrebbero indurci a compiere scelte, azioni e comportamenti di cui non abbiamo bisogno o che addirittura possono essere dannosi per noi. Quindi l'idea di oggi è di aiutare tutti i partecipanti, gli spettatori, a essere maggiormente critici nei confronti della comunicazione, non solo del nostro modo di usarlo, ma anche del nostro modo di fruirla. Prima di passare la parola al nostro ospite e relatore, ricordiamo a tutte le persone, non solo quelle presenti in sala, ma anche tutte le persone collegate con noi, che potete porre domande o commentare la diretta nei profili social, oppure potete scrivere un messaggio WhatsApp al numero che vedrete in sovraimpressione. Ecco, un invito particolare, lo ripeto, è fatto a tutte le persone che sono connesse con noi dalle classi, quindi agli studenti con i loro insegnanti. Siamo quindi pronti per lasciare la parola a Paolo Borzacchiello e auguriamo a tutti voi un buon incontro. Grazie. Quindi 10, 20, 50 minuti? Come avevamo detto. Fantastico, ce ne metterò 48. Va bene, mi alzo anche. E posso camminare fino qua, giusto? Fantastico. Allora, buongiorno. La rifaccio. Buongiorno. Vedete? Questo già è un modo di iniziare a comunicare in modo efficace. Anche se non è proprio il tema della giornata, vi do comunque, buongiorno anche a chi è a casa, vi do comunque una regola sulla comunicazione efficace, se siete desiderosi di saperla. Chi vuole sapere la regola base della comunicazione efficace? Così vuol dire io? Dovete alzare la mano tutti, in effetti, è una cosa, ok? La regola base della comunicazione efficace è assicurati che il tuo interlocutore sia vivo, che non è da poco, perché se io dico buongiorno e nessuno mi risponde, non sappiamo se siete vivi e vegeti, e questa è la prima cosa importante. E allora io sono Paolo, mi hanno presentato in modo strabiliante, direi, una cosa, a volte non mi ricordo neanche di tutte queste cose che faccio, e mi vedrete ogni tanto fare così, che non è per invitarvi a ballare, ma perché è un segnale che ho concordato con la regia, per cui mi cambieranno delle slide. Ho messo delle immagini, delle frasi per ricordarci.
Il mio curriculum, vi do subito il curriculum perché è importante, ok? Io sono timido, sono balbuziente, quando facevo il liceo di solito mi chiedevano i verbi in latino, non so se anche voi ogni tanto, no, artistico no, verbi no, però insomma quelle brutte, sapete già brutte cose insomma, quelle cose lì che ti dicono che fanno bene e che ti serviranno nella vita, io di solito svenivo, me la cavavo svenendo perché immaginatevi, balbuziente, bullizzato, tutti che mi prendevano in giro, quando cominciavano dimmi Paolo questo, io perdevo i sensi e svenivo. E da lì in poi ho detto, boh, sarà il caso che magari mi dia un attimo di scossa mentale per fare le cose in maniera un po' diversa. Adesso cosa faccio? Scrivo libri, faccio conferenze, lavoro nelle aziende, faccio teatro, lavoro con un sacco di influencer fra l'altro, che so che il tema potrebbe interessarvi. E quindi oggi mi trovo davanti a giovani e quasi giovani, okay? Io mi considero ancora fra i, come possiamo chiamarmi, sono una generazione, sai che no, non so le lettere, sono X penso io. E voi siete? Che generazione siete? Z? No. Y? A? Non lo so. E voi del liceo invece che generazione siete? Così capisco. Potete rispondere, è un corso in cui esiste che rispondiate. Z? Io sono X e loro sono Z? Vabbè, non siamo poi tanto distanti. Chi di voi ha un profilo Instagram? Chi ha Instagram? Su. Chi ha TikTok? Su. Io ho chiuso il mio profilo di TikTok l'altro giorno e poi vi spiego anche perché. Allora, possiamo cominciare con il primo concetto. Questa è la parte in cui... Questa no? Cioè, questa è bella in effetti, questa slide. Scommettiamo il titolo e andiamo al prossimo. Allora, prima di tutto siamo qui a parlare di gioco. E vi voglio parlo prima ai liceali, agli studenti, poi a quelli un po' più grandi. Vi voglio parlare di come funziona questa faccenda della dipendenza dal gioco, che in effetti è molto subdola perché non ti aspetti che arrivi. Vi ho chiesto se avete un profilo Instagram o un profilo TikTok perché io stesso ho un profilo Instagram che ho aperto durante la pandemia, fra l'altro, e ho un profilo TikTok che ho chiuso una settimana fa. Immaginatevi, tipo l'ho aperto in un mese, 100.000 follower, 1 milione di visualizzazioni sui miei primi video e poi mi sono stufato e l'ho chiuso. Perché? Perché ho cominciato a capire che questa roba mi dava l'ansia. E dovrebbe capitare anche a voi, quando pubblicate qualcosa, una storia o un post e altro, c'è una parte di voi che appena pubblica, ditemi qua se ho centrato l'argomento, appena pubblicate che cosa fate? Andate a vedere se qualcuno l'ha guardata, giusto? Ok. Per quelli a casa che mi guardano facciano così con la testa, per quelli dal vivo invece potete anche esprimere a fiato le cose, così io mi sento un po' meno solo e non mi ricordo di quando al liceo parlavo davanti a tutti e nessuno mi considerava. Quindi vi capita di guardare quanti like hanno messo? Fantastico. E quando sono tanti come state? Bene, vi dà gioia, no? Okay. Io stesso quando pubblico un post o una storia vado a vedere perché dico vediamo quanti mettono like, giusto? Fin qua ci siamo? Sì. E quando invece non succede? Come state? Cominci ad andare in sbatta completa, giusto? Dici, ho detto sbatta, questo è un colpo da maestro per parlare alla Gen Z. Okay? Quando non succedono i like invece che cosa vi capita? Voglio parlare anche a casa, non potete rispondermi a voce alta, anche perché sennò vi prendono per matti, se siete davanti a uno schermo e cominciate a parlare, uno dice vabbè. Però voglio farvi ragionare su questa cosa. Quando mettiamo una cosa su Instagram o su TikTok, il nostro comportamento è andare subito a controllare chi ci mette like, quanti like riceviamo, quante persone guardano la storia. E questa cosa ci fa stare molto bene. Ci fa stare molto bene e ci viene voglia di averne sempre di più. Se ottengo 100 like, dici ok, me ne servono 110 la prossima volta per stare bene. E se nessuno mi mette like, comincio a farmi un sacco di paturnie mentali, comincio a dire ma perché? Ma cosa ho sbagliato? Che cosa è successo? E quindi il mio comportamento poi è quello di faccio un'altra storia sperando che questa volta il like arrivi. Questa cosa voi magari non lo sapete, ma è spesso e volentieri pilotata dall'algoritmo, cioè a volte non sono i nostri contenuti che piacciono. Io a volte pubblico una storia e all'improvviso, mamma mia, 10-15.000 visualizzazioni in pochissime ore, a volte, e mi rendo conto del comportamento sbagliato, vado continuamente a guardare e dico ma
Perché nessuno me la guarda? Cosa avrò fatto di male? Ecco, questa cosa qua è quello che succede anche con il gioco d'azzardo, con il gioco in generale. C'è questa alternanza tra il piacere e il dolore. Come funziona? Funziona in questa maniera. Dovrei avere una slide velocissima, ok? Gliela lasciamo un attimo da guardare. Funziona che per stare bene, attenzione a questo passaggio, perché nella vita anche poi vi serve, per stare bene io devo anche stare un po' male. Cioè quando voi sentite quel brivido lungo la schiena, quel momento di gioia che deriva da 100 like, 1000 like, non so quali sono i vostri parametri, però tanti like, tante visualizzazioni, ecco, quella soddisfazione lì, semplificando moltissimo chiaramente, si chiama dopamina. È una sostanza che ci fa stare tutti belli eccitati e che quando pubblichiamo e aspettiamo di vedere quanti like arrivano, abbiamo questo brivido che si chiama appunto dopamina. Il problema di questa sostanza, che avete sperimentato sui vostri social preferiti, è che quando poi finisce non ti senti tanto bene. Hai bisogno quindi di averne ancora di più per sentirti meglio. È una sorta di circolo vizioso, cioè la dopamina come sostanza per poter funzionare ha bisogno che poi nel corpo succeda qualcosa di non bellissimo. Un po' di su e giù, su e giù, su e giù. Perché ho chiuso TikTok con 1 milione di visualizzazioni al mio primo video? Perché mi ha dato una botta di vita talmente potente, e poi chiaramente non ho avuto tutti questi risultati uguali, per cui mi sono accorto che cominciavo a diventare dipendente, ossessionato, dall'andare a vedere quante visualizzazioni totalizzavano i miei video. E mi sono accorto che non era una cosa tanto intelligente, perché poi la vita vera non è quella che sei su TikTok. Su TikTok vedi un sacco di gente, e lo dico da amico di probabilmente metà delle persone che voi seguite su TikTok sono amici miei. Da amico loro e da persona che poi parla a ragazzi, vi dico, non è quella la vita vera. Su TikTok il modello è: in 3 secondi ottengo 1 milione di like, posso anche non lavorare, farò i soldi perché diventerò un TikToker. Non esiste nel pianeta. Gli unici che ci fanno un po' di soldi, gli unici che lavorano, sono quelli che poi lavorano tantissimo, 10-12 ore al giorno, con un impegno, con uno studio che neanche vi immaginate. È un po' una sorta di specchietto per l'allodole, per cui tu stai lì, continui a prendere like, ti esalti, poi un giorno non arriva il like, quindi stai ancora più su TikTok per vedere se riesci a come dire, totalizzare altri numeri, e così via, ti perdi in quel mondo lì. Io mi sono accorto che ci stavo perdendomi, ho detto, sai cosa? Me ne frego dei 100.000 follower, chiudo. Perché la vita vera poi è questa. È parlare con le persone, avere relazioni, eccetera, eccetera. Ma è importante farvi capire questo concetto perché se entrate nella logica del ne voglio ancora di più, poi non basta mai. Non basta mai e non basterà mai. Quando noi abbiamo in corpo delle scosse molto forti di dopamina, che poi si unisce ad altri elementi chiaramente, proprio perché quando finisce ci sentiamo male, ne vogliamo sempre un grammo in più. E questa cosa non finisce mai. Quindi dobbiamo riuscire a capire come, per esempio, per chi già è afflitto da questo tipo di disagio, governarlo, cioè come gestire i nostri momenti di insoddisfazione, come gestire i vostri momenti di insoddisfazione, perché sono sicuro che ne avete, come studenti, come esseri umani, avete momenti buoni, momenti meno buoni. Ecco, la prima cosa da fare è quella di capire, anzitutto, come funziona lo schema, di rendersi conto che ci siete già un po' dentro senza neanche saperlo, perché ogni volta che andate a controllare quanti like avete messo, siete comunque potenzialmente all'interno di questo circuito che non è sanissimo. E poi dobbiamo lavorare non tanto sul discorso del non lo faccio più e basta, perché non è così facile dire con la testa ma io non vado più a controllare, guardo di meno i social, non gioco più. Non è così facile, magari fosse così facile. Bastasse spiegarlo, uno dice guarda, non devi giocare perché fa male. Dice ok, questa roba non funziona. Non glielo puoi spiegare così perché il cervello umano non funziona così. Funziona con altre dinamiche. Chiedo qui a qualcuno di voi in sala, chiedo chiaramente, voi a casa pensateci, ha paura di volare? Qualcuno di voi ha paura di volare? Così vuol dire io ho paura di volare. Ok, tu just do it con la felpa. Sto indicando, lo dico per gli amici a casa, una ragazza con una felpa. Hai paura di volare? Sì. Ti chiami? Maria? Maria, ok. E qualcuno ti ha mai cercato di convincere che non dovresti avere paura perché tanto non capita niente? Vero? E qualcuno ti ha consigliato anche di guardare i dati perché ti hanno detto che muoiono più persone in macchina che in aereo, giusto? Sì? Perfetto. Ha funzionato? No.
Non funziona mai. Non ci possiamo convincere con i dati, perché i dati li leggi e dici, ah ok, sei figo. Se io mi lasciassi convincere dai dati, peserei 10 kg di meno, come minimo. Io lo so. Io lo so che il mio venerdì sera sono, diciamo, condito da questa cosa che comincia con l'aperitivo. Io lo so che logicamente non mi fa proprio benissimo, però me lo mangio lo stesso. Io so che la domenica sera, se anche non mangio la pizza, non è che muoio, perché ora che mi estinguo, ora che mi consumo, ci vanno 6 mesi, ok, di digiuno non intermittente, continuato. Lo so, però indovinate un po' cosa ho ordinato ieri sera? La pizza. E sapete come ho fatto a ordinarla? Mi sono raccontato una storia talmente bella che alla fine era impossibile non mangiarla. Ho cominciato a dirmi, ma questo lo fate anche voi di sicuro. Quando non volete fare i compiti, non volete studiare, vi inventate la scusa per uscire, per fare altro, una delle storie che più vi raccontate di solito è beh dai, in fin dei conti, cosa vuoi che sia per... cosa vuoi che sia per una volta? Peccato che, come si nota, ma ci sto lavorando comunque, io sono dipendente dagli spaghetti, e vabbè, è comunque una dipendenza che non è che sia sanissima pure quella, ma mi racconta un sacco di storie molto belle. Quindi è importante prevenire. Prevenire, e come si fa? Si fa contrastando il dolore. Si fa contrastando, e questa cosa vi serve anche per il discorso dell'affrontare la scuola, per esempio, ok? Perché da studente che ha avuto un sacco di paturni, un sacco di ansie sulla scuola, mi ricordo che avessi avuto ai tempi uno strumento per gestire un po' di questa cosa qua, del domani mi interrogo, oddio cosa prenderò, come andrà, eccetera, eccetera, me l'avessero insegnato, madonna, sarei rimasto veramente contento. Invece no, stavo a casa, se qualcuno di voi vi è successo, stai a casa, cominci a pensare, vi fate i film ogni tanto? Quelli in cui dici no, c'è qualcuno che fa così, ok? Dice io me ne frego, se anche prendo 2 fa niente, tu, giusto? Dici no, just do it, ti vedo la faccia, fa di mestiere faccio questo anche, guardo le facce, faccio venire un sacco di ansia alla gente che mi conosce. Se avete visto prima qualcuno mi chiedeva l'autografo e poi, però Paolo non so che cosa dirti, che ansia che hai perché mi conta le parole, fa questa cosa qui. Insomma, il concetto è gestire il dolore. Noi dovremmo insegnare a scuola, qui mi rivolgo anche molto agli educatori, a fare delle cose che calmino il male. Perché la convinzione logica, la spiegazione logico-razionale, guarda che non devi farlo perché non fa bene, la gente la capisce. Ma se dentro hai male, se hai ormoni dello stress che sono prodotti dalla dopamina, o cancelli quelli, o non c'è verso di riuscire a convincere qualcuno a smettere di fare qualcosa sulla base della forza logica. La forza logica non funziona quasi mai, ok? Come motivare un ragazzo a studiare perché da grande ti sarà utile, questa cosa ti servirà nella vita. Cioè, ma a chi funziona sta roba? Io andavo al liceo, mi trovavo in crisi di panico totali perché studiavo i logaritmi, di cui ancora oggi confesso, conosco l'esistenza astratta, ma non ho ancora capito cosa fossero. Mi spiegavano seno, coseno e tangente, io stavo lì e dicevo, cioè, qualcosa saranno, secondo me, cioè, da qualche parte li vedrò e prima o poi li capirò. E no, ancora non li ho capiti. Ma mi ricordo che il motivo per cui, secondo l'insegnante, avrei dovuto studiarli era che non puoi non sapere i logaritmi. Nella vita, cioè, come il pane. Infatti io giro nella mia borsa con dei logaritmi che poi distribuisco alle persone e dico, vedete, adesso li ho capiti. Come fai a convincere uno studente a studiare sulla base di devi studiare? Non lo potrai fare mai. Come fai a dirgli di smettere di giocare o di smettere di guardare un po' di meno TikTok sulla base del no, dobbiamo lavorare sotto. Dobbiamo lavorare sotto e in particolare quindi ridurre il dolore. Qui le tecniche sono tantissime, non è il momento per parlarne, non ho il tempo per parlarne, però per esempio la mindfulness, la respirazione, che va benissimo prima di affrontare qualsiasi tipo di esame, se voi imparate a respirare meglio, il cervello è più contento, invece di andare... Vi faccio un esempio. Mi è mai successo di andare a fare un'interrogazione, qui parlo agli studenti, voi a casa chiaramente rispondete mentalmente, di andare a fare un'interrogazione e saperla proprio bene, dici l'ho studiata, questa la so. Poi arrivi davanti all'insegnante con una serie di sintomi che riguardano, possiamo chiamarle funzioni viscerali,
È troppo istituzionale, è troppo bello il posto per parlare di farsela sotto, quindi evito di parlare di quelle cose. Però avete presente quegli affari lì che sentite nella pancia, che sembra di avere dentro le tartarughe, i giri? Sì, ce l'avete presente? Ora l'unico che si faceva sotto dalla paura. Anche a voi capita, sì o no? Sì o no? Ecco. E dovete rispondere. Per cui la sai tutta, vai davanti all'insegnante con questi sconvolgimenti interiori, ti siedi e all'improvviso il nulla. Oceani di nulla. Dici, ma un quarto d'ora prima la sapevo. Mi siedo, ti dice, Borzacchiello, mi dica questo. Io ho rifatto 6 volte di fila l'esame di procedura civile. 6 volte di fila. Le piante che avevo in camera mia a casa sapevano il codice di procedura civile meglio di me. Perché ripetevo a voce alta, come un pappagallo, ai tempi credevo che servisse. Sottolineavo, recitavo, poi mi sedevo, poi dalla terza volta in poi ormai si rideva quasi a scuola, perché mi sedevo, dice, Borzacchiello, oggi è preparato? Torni la prossima volta. 6 volte di fila. E la sapevo il momento prima e la sapevo il momento dopo. Cos'è che succedeva? Che la paura mi toglieva ragionamento al cervello. E quello è ciò di cui dobbiamo preoccuparci noi. Togliere questo tipo di sensazione che poi ci fa venire voglia di andare a giocare ancora, voglia di guardare ancora i suoi like, che io li guardo ogni tanto, ma non in maniera così ossessiva come invece potrebbe essere. Questo vi serve in generale nella vita. Come si fa per esempio respirando. Poi qui gli educatori hanno 10.000 margini, attività di divertimento, raccontare, parlare, recitare, fare respirazioni, pensare a cose belle, avete 10.000 cose. Io faccio un tour nelle scuole, ho scritto un libro fra gli altri con una supermodella americana che anche lei, questa qui modella, attrice pazzesca, bullizzatissima quando era piccola perché era troppo alta, troppo magra. Adesso la pagano perché è alta e magra. Pensate un po' a volte come il mondo è strano. E facciamo i giri per le scuole per parlare appunto di come stare tranquilli per proteggerci dalle paure dell'interrogazione, per proteggerci dal bullismo, per fare quelle robe lì. Vi dedicaste voi 5 minuti al giorno a respirare col diaframma, già metà di questi problemi sarebbero passati, perché non potete sconfiggere la voglia di dopamina, cioè il brivido che vi dà l'eccitazione, se non risolvete la faccenda prima, respirando. E come si fa a sapere se ne abbiamo bisogno? E qui è la parte delle parole, è quello di cui mi occupo io, il profiling linguistico, cioè io dalle parole che dite, questa è la parte in cui faccio venire l'ansia alla gente, dalle parole che dite capisco come funzionate, cioè in base a come voi mi parlate, io so più o meno come pensate e so più o meno come ragionate, che non è una cosa molto bella. Cioè, è bella per me, ma non bella per quelli che mi incontrano, perché poi, di solito quando faccio i corsi, vedi la gente che dopo tutti mi fanno l'applauso, è bello, a teatro, la fila, gli autografi, cioè è fantastico. Poi però quando li incontri, dici come stai? E fanno così. Tu dopo un corso del genere, giri, vedi la gente che gira con le mani in tasca, dici, ma com'è andata? Perché hanno l'ansia a parlare. Okay? E quindi adesso io vi spiego un po' cosa avete in testa a livello di parole, così sapete se siete già potenziali vittime di questa cosa. Okay? Per esempio, guarda. Abbiamo noi, questa cosa vi farà un po' ridere, ma non è proprio così divertente in effetti, dei bias nel cervello. Cosa sono i bias? Sono degli errori che il cervello commette senza che noi possiamo farci niente. Non li possiamo cancellare. Noi abbiamo degli errori in testa, che sono utili per sopravvivere, ma che a volte ci danno un po' di fregature. Vi faccio un esempio. Immaginate di volermi regalare, non so, una cosa da mangiare, un prodotto alimentare, ok? Di avere un budget illimitato, cioè vi dicono, avete soldi? Potete fare un regalo a Paolo, che dovreste farlo fra l'altro, un regalo a Paolo e potete spendere quello che volete. Ci siamo? Andate in un posto, chi di voi conosce gli anacardi? Okay. I miei lettori di sicuro sì. Okay. Io sono ossessionato dagli anacardi, ne mangio, e qui entriamo in un altro giro di dipendenze, però vedi, io mi sento un po' escluso, perché non c'è nessun corso su come risolvere la dipendenza dagli anacardi. E ci ho pure scritto un libro, così ogni volta che uno viene a teatro mi porta gli anacardi, insomma, me la sono cercata. Però immaginate che voi non sappiate cosa sono, andate in un supermercato qui sotto, ok? E volete fare bella figura con me.
Voi non conoscete gli anacardi, non conoscete la marca degli anacardi, trovate due pacchetti. Uno costa 4,99 €, l'altro costa 7,99 €. Secondo voi qual è quello più buono? Quello da 7,99 €. E quale mi comprereste per fare bella figura? Quello da 7,99 €. La mia domanda è perché? Visto che non li conoscete, non li avete assaggiati e non lo potete sapere? Perché il cervello ha bisogno di decidere a volte in fretta. Si chiamano errori cognitivi o scorciatoie o euristiche, insomma. L'importante è capire che il nostro cervello a volte ci trae in inganno. Per esempio, come facciamo noi a sapere se siamo potenziali vittime di questa cosa bruttissima, okay, che è la dipendenza dal gioco? Se ogni tanto ci salta in mente nella testa una frase del tipo no, a me questa cosa non capiterebbe mai. Io sono sicurissimo che quando uno vi parla di gioco d'azzardo, nel vostro cervello almeno una lampadina di questo genere si attiva. No, io non sono il tipo. Si chiama overconfidence bias, cioè eccessiva confidenza di sé. No, io guardo i like, ma io non sono in quella roba lì. No, anch'io certo e guardo quanti like mi mettono al mio post, però figurati se io mi lascio fregare dalle dipendenze del gioco, del like, dei social, perché oggi parliamo di gioco, ma il mio punto è dirvi che questa cosa qui non è soltanto legata al gioco, puoi ridurti malissimo anche guardando i like, puoi ridurre il tuo cervello a un minuscolo granello di sabbia passando la vita sui social a pensare a un mondo che non esiste, perché non è quello il mondo vero, non è quello il mondo vero. Tu vedi tutta sta gente bella, figa, coi filtri, in vacanza, ricca di qua e di là, pensi che quella sia la realtà, va in sbattimento completo, continui a guardare quello invece di quello che c'ha intorno. È comunque un gioco d'azzardo, è comunque un azzardo. Spero che facendo un video su TikTok il mondo mi sorriderà. Non succede quasi mai, statisticamente, non succede quasi mai. Il problema è che se non cogliamo questa cosa subito, poi ci troviamo adulti, quando dobbiamo andare poi a fare la vita vera, che siamo già mezzi che fritti. Quindi attenzione, se vi capitasse di dire rispetto ai social, rispetto al gioco, rispetto agli argomenti di cui verrete a conoscenza in questo ciclo di convegni, di cui sono stato tanto contento di essere invitato, se vi viene in mente la frase no, a me non capita, no, il mio caso è diverso, siete già potenzialmente fregati. Sapete perché? Perché capiterà anche a voi. Perché il cervello se ne frega di quello che voi pensate che sia possibile o meno. Il cervello dice, se ho un like produco dopamina, se non ce l'ho sto male, punto. Questa roba o la capite e la accettate o vi mangerà. Quindi un modo per riconoscere, anche parlo agli educatori, se qualcuno è potenzialmente instradato verso questa direzione non così bella, è proprio ascoltare come parla uno, fargli un po' di profilo linguistico. Appena uno dice, sì, vabbè, ma a me cosa vuoi? Sì, ma io li guardo i like, però a me non interessa davvero. Quella roba lì vuol dire abbiamo un segnale di allerta. Overconfidence bias si chiama. È il primo grande segnale che dobbiamo riconoscere su noi stessi. Se voi studenti vi scoprite a dire qualche volta o a pensare no, a me non capiterebbe mai, quando leggete le notizie di quello che non sta bene perché non va mai a scuola, di quello che gioca d'azzardo, di quello che su TikTok si è rovinato, eccetera, eccetera, e pensate, vabbè, io, figurati, lampadina di allarme potrebbe toccare anche a voi. Può toccarci tutti sta roba. Io me ne sono accorto su TikTok. Ho detto, ma cosa sto facendo? Cioè, passo 2 ore a mettere storie per avere 1 milione di visualizzazioni, ma neanche morto. Chiuso il profilo e ciao. Perché misuro il mio successo non soltanto su quanti follower ho, okay? Ma su quante persone mi ascoltano, per esempio, su quanto le persone vengono a dirmi con i libri, Paolo mi ha cambiato la vita, quello è successo, quello è parlare con le persone, no i like, che mi piacciono, ma non sono l'unico metro di misura. E quindi overconfidence. Fin qua ci siamo? Qualcuno di voi ogni tanto nella vita pensa, no, a me non capiterebbe mai? Dai? Ok, la vostra vita è potenzialmente rovinata. Benvenuti nel mondo mio, che è un mondo fatto di ansie pazzesche, da cui non si esce poi mai. Ok? Il mio motto è, la conoscenza rende liberi, ma a 48 anni suonati vi dico che ogni tanto anche un po' di ignoranza non è da sottovalutare su questa cosa. Poi adesso vi voglio vedere poi andare a casa, appena a me non... Io ci sono dentro, sono rovinato. E questo è il primo.
L'altro errore di cui voglio farvi prendere coscienza, che vi aiuta un po' a prevenire le faccende che poi siamo qui oggi a, come dire, curare, è questa cosa del self-serving. Qui mi serve la collaborazione di tutti gli studenti presenti in sala e a casa. Rispondete di cuore. Vi trovate in questa situazione, adesso ve la dico. Prendete un voto molto alto. Qualcuno di voi ha sperimentato mai l'idea di prendere un voto alto? Avete mai preso un voto alto? Sì? Almeno una volta? Tu che mastichi la cic, dai, alza la mano. Io vi vedo tutti. Vi guardo, vi controllo, vi profilo. Vi conviene alzare la mano. Sono un insegnante un po' atipico e non posso muovermi da qua perché mi hanno detto che se mi muovo trema tutto e c'è il terremoto, altrimenti volerei come un razzo lì dentro e comincerei a fare casini con i vostri cervelli, ma non lo farò oggi. Quindi voto alto, che cosa dite quando tornate a casa che avete preso 8? Sapete che cosa dite? Mamma, papà, ho preso 8. Il giorno dopo tornate a scuola e prendete 2 per qualcosa. Tornate a casa e non dite mamma ho preso 2, dite mamma quella... Tolgo il labiale perché sennò in video si vede. Mamma quella mi ha dato 4, mi ha dato 2. Vi tornano i conti? Ho preso 8, mi ha dato 3. Vale anche per i grandi, perché qualcuno è tifoso di calcio qui in sala, così capisco, tifoso di calcio, che squadra tifa lei? Il Bari, cos'è? Esiste? Esiste? Oh, pensa che ieri su Instagram mi ha scritto un tizio, vedo che è vestito da calciatore, poi aveva la spunta blu, dico fammi andare a controllare chi è, ma io non sapevo chi fosse, che non sono un gran tifoso, allora mando un messaggio al mio amico che sa, fa, ma è il portiere della Juve, ma rispondigli. Dico, ah vabbè, ok, per dirvi quanto io sappia di questa cosa qua. E, il Bari, ecco, quando uno tifa calcio, sapete cosa succede? Che quando la sua squadra vince, il Bari vince qualche volta? Ogni tanto. Chiedo per sapere, non sapevo neanche che esistesse. Vabbè, io sono uno che è andato a Cagliari a fare una conferenza, è sceso dall'aereo, mi hanno messo su un transfer, ho guardato intorno e ho detto, ah ma avete il mare qui? Quindi ho fatto questo. E nessuno, quelli che non ridono è perché non hanno capito l'errore che ho fatto. Grave, geografia 2. Andate a casa e dite, Paolo mi ha messo 2. Ma mi ha messo 2. Quando il Bari vince, lui guarda la partita e dice, oh, abbiamo fatto una roba straordinaria, abbiamo giocato benissimo. Poi quando cominciano a fare un po' più schifo, è lì sul divano che dice, non si tira così la punizione. Cioè no, non devi giocare così. Hanno giocato molto male. Ecco, quando voi vi scoprite a parlare in questo modo, siete potenzialmente fregati. Sapete perché? Perché vi attribuite il merito delle cose buone e date la colpa agli altri delle cose che non sono buone. E questa cosa è umana, è terribilmente umana e non si può togliere dal cervello. Non la potete togliere, ma la potete gestire sapendo che esiste. Perché questa volta, la prossima volta che vi succederà di prendere un voto alto o un voto brutto, io spero solo voti alti, ma guardandovi più o meno, secondo me, qualche mazzurata più o meno arriverà. Dici che è simpatico questo insegnante. Però è vero, è statistica, qualche mazzurata te la prendi, insomma. Se uno che prende sempre soltanto voti alti, non parli con me perché non li sopporto quelli. Mi piacciono le persone che sbagliano. Okay, io non sopporto 2 categorie di persone, quelli che non sbagliano mai e quelli che quando mi incontrano mi dicono sei ingrassato. Devi morire. Perché devi dirmelo? Perché devi parlarmi con me? Perché senti questa istanza, ok? Perché? O quelli che sono magri, in forma perfetti, tipo Brad Pitt o Angelina Jolie, gli dici, Madonna, ma come sei figo, ma fai delle diete particolari? Fa, no, io mangio quello che voglio. Non li odiate un po' anche voi questi? Gli dice, almeno farai un sacco di palestra, di sport. Io? No, io mangio pizza, patatine e sono sempre sul divano. Non vi stanno un po' antipatici anche a voi? Quindi io amo gli studenti che sbagliano. Io sono stato presentato in 2 in fisica al liceo e quindi, insomma, mi piacciono anche 2. Però qual è la bellezza di questo corso, secondo me? È che voi fino a ieri sareste tornati a casa dicendo quella carogna mi ha messo 3, la prossima volta che tornerete a casa vi verrà di dire mi ha dato 4, penserete, caspita, c'aveva ragione quello. In realtà avete preso 3. Avete preso 8 e avete preso 3. Ed è importante saperlo, perché se io
penso al gioco d'azzardo come a un'entità misteriosa che mi prende, che mi schiavizza, che è colpa dell'algoritmo. Io ce l'ho con quelli che dicono è colpa dell'algoritmo, perché? Perché vuol dire delegittimare il fatto che siamo noi ad andarci su quel cavolo di social. Noi abbiamo la possibilità di disattivare gli account, abbiamo la possibilità nella sala gioco di non entrarci, il gratta e vinci, di non comprarlo, perché poi il diavolo si nasconde nei dettagli. Noi siamo qui a fare prevenzione su una cosa che può far star male le persone, può annichilire la loro esistenza, poi una volta vai in un autogrill, senza nulla togliere chiaramente a questo posto magnifico, sennò poi mi fanno causa, okay? Posto bellissimo, però ogni volta dici vorrei un caffè, ma non vuoi anche un gratta e vinci? Questa non è politicamente corretta, però la battaglia che noi stiamo combattendo è un po' più grande di quello che pensiamo, secondo me, perché siamo circondati da... È come se io trovassi tutti gli anacardi seminati. Dai Paolo, mangia un anacardino, dai, mangia ancora un piccolo, uno piccolino, guarda, hai chiesto il caffè, dai, mangia anche l'anacardo. Cioè è così che andiamo dopamina, dopo dopamina, dopo dopamina, dopo dopamina. E l'unico modo per proteggerci è sapere che siamo noi a decidere se prenderlo o non prenderlo. I miliardari non giocano al gratta e vinci. Perché sono miliardari. E quelli fighi veri, TikTok, non lo usano, ce l'hanno per divertimento, ma tutte le persone brave, forti che conosco io, social manco ce l'hanno. Cioè, ricordiamoci di questa roba, il nemico è dappertutto, gratta e vinci, biglietti della lotteria, like, non è da sottovalutare. Certo, dobbiamo chiamare le cose col loro nome. Non è l'algoritmo che mi fa star male, sono io che su social ci vado. Sono come andare a scuola, andare a casa e dire ho preso 3. Finché dirai ho preso 3 non migliorerai mai la tua esistenza, perché sarà sempre colpa di qualcun altro. E questo è il secondo passaggio linguistico. Il terzo e ultimo è state attenti alle storie che vi raccontate, perché qui il cervello è fantastico. Okay. Qui anche gli adulti soprattutto che magari hanno un po' più di facoltà di spesa. Vi sarà capitato qualche volta di... vi faccio un esempio di storytelling. Vai davanti a un negozio e vedi, non so, una borsa, un maglione, un paio di scarpe, una cosa di cui sai di non avere bisogno, okay? Perché dici, ho già le scarpe, ho già la borsa. E però senti una vocina interna che ti dice, dai, comprala, è bella. E tu dici, con la parte logica, quella che dovrebbe decidere di non giocare d'azzardo, dici, no vabbè, ma non mi serve, ce ne ho già un'altra di borsa. Oppure torni a casa, tuo marito o tua moglie ti dice ma hai comprato un'altra borsa che non ti serve? Vi convince mai questa roba? No, perché comincia il cervello a raccontarvi delle storie. Sapete queste storie che cosa raccontano? Raccontano che tutto sommato un po' ve la meritate quella cosa lì. Che tutto sommato fate fatica. Cosa vuoi che sia? Tutta mattina a scuola ho studiato 6 ore chiusa in classe. Mi merito un'oretta di social, mi merito un'oretta di distrazione con tutta la fatica che faccio. Ecco, quelle sono bullshit, direbbero gli americani. Sono storie che ci raccontiamo per legittimare le nostre paturnie, i nostri comportamenti che non funzionano. Me lo merito. Cosa vuoi che sia? Ecco una frase bellissima, una storia bellissima e bruttissima che ci raccontiamo. Cosa vuoi che sia? È solo per questa volta, solo 5 minuti. Io vi do queste frasi affinché voi ve le memorizziate, dovreste prendere appunti, non oggi ma mentali almeno, per cui la prossima volta che vi raccontate la storia del solo 5 minuti, cosa vuoi che mi faccia per una volta? Cioè nel baratro del gioco d'azzardo ci si finisce 5 minuti alla volta, con frasi come cosa vuoi che sia per un'occasione, ma sì, che male vuoi che mi faccia. Ogni volta che vi scoprite a parlare in quel modo sappiate che siete in pericolo. Siete in pericolo perché magari realmente, oggettivamente, una volta non capita niente, ma intanto hai creato dopamina e dopo 2 giorni non lo sai ma avrai bisogno di qualcos'altro. Un passo dopo un passo dopo un passo. La prevenzione vera è per gli educatori o per chi si occupa di questa cosa, quando sentite quelle frasi lì, vabbè, non posso, come dire,
esprimermi pienamente in questo consesso così austero. Però insomma prendere provvedimenti, ok? È lì la prevenzione. E quando voi, ragazzi, giovani, non più giovani, vi scoprite a dire la frase "ma cosa vuoi che sia per stavolta?", lì sappiate che siete fregati. Potete risolverla grazie a questo tipo di corsi, per esempio. Perché se tu non sai che quella frase lì è pericolosa, la dici e basta. Ora che lo sai, dovresti stare un pochino più attento. Questo è il concetto. A me non capiterà mai, capiterà anche a voi. O potrebbe capitare se non state attenti. Ho preso 9, mi ha messo 4. No, hai preso 9 e hai preso 4. E stiamo attenti a dare la colpa agli altri perché non è mai colpa degli altri. È comodo dire c'è il gioco d'azzardo, c'è il gratta e vinci, c'è la lotteria, ci sono le macchinette. Ma la macchinetta che è progettata per farmi andare in tilt il cervello. Beh, te ci vai a quella macchinetta. E finché non prendiamo coscienza del fatto che siamo noi a schiacciare il bottoncino, dubito fortemente che dando la colpa alle macchinette si risolverà la questione. E infine le storie. Me lo merito, ho studiato tanto a scuola stamattina, dai, un'ora cosa vuoi che sia? Una partitina cosa vuoi che sia? 5 minuti? Tanto a me queste cose non succedono. Ecco, quando riconoscete queste frasi, sappiate che siete in pericolo. E il mio compito di oggi non è quello di rasserenarvi, è di dirvi siete tutti in pericolo. Dico da qualsiasi tipo di dipendenza, perché il cervello ha bisogno di dipendenze. O le gestiamo, le incanaliamo su qualcosa di... Io ho sublimato la mia dipendenza in libri. Scrivo tanto e leggo tanto perché mi dà piacere. Qualcuno la sublimerà in arte, in momenti di benessere, fate quello che volete, ma sappiate che siete tutti in pericolo perché il cervello funziona così. Ai tempi delle caverne serviva un po' di dopamina per alzarsi dalla mattina e andare a lavorare. Oggi è stata trasformata questa cosa, ma siamo sempre cavernicoli, vestiti meglio a volte, ma siamo sempre cavernicoli. E quindi liberarsi di questa cosa non si può. Si può gestire. Come? Riconoscendo il modo in cui parliamo e parlano le persone. E chiudo dicendo, con l'ultima slide che è più un monito, ok? Ricordatevi qui soprattutto gli educatori, le persone che parlano con le persone che potrebbero avere problemi di dipendenza, che la ragione non serve, il dato non serve. Io sono stato presentato, fra le altre cose, come consulente delle principali case farmaceutiche del pianeta e questo faccio di mestiere. Sono anche consulente delle quasi tutte le case farmaceutiche che conoscete. E la cosa che mi viene chiesta più spesso, sapete qual è? Aiutare a comunicare il dato scientifico. Perché siamo in un mondo, siamo esseri umani. Gli esseri umani sono un sacco di cose, tranne che razionali. Noi non siamo razionali, siamo razionalizzanti, cioè facciamo cose con la pancia, prendiamo decisioni così a caso e poi ci raccontiamo le storie per giustificarle. Come quando compri una borsa che non ti serve. La vedi, ti piace e poi ti cominci a dire no, però in fondo i conti me la merito. Come quando, stavo per dire un'altra cosa, ma diciamo bighellonare, quando vuoi bighellonare quell'ora in più che sai che non dovresti, ma dici in fin dei conti è tutto il giorno che studio. Ecco, siamo esseri umani. Il dato scientifico non si comunica mai solo con il dato. Vanno raccontate delle storie, vanno ascoltate le persone, vanno spiegati i motivi emotivi per cui questa cosa potrebbe capitare, vanno presi di lato. Si deve parlare ai ragazzi con riferimento a TikTok e Instagram, perché è da lì che si parte, cioè entrare nel mondo delle persone, raccontare storie e soprattutto usare un linguaggio che sia adatto alle persone, perché quando io poi lavoro nel campo del medico, delle istituzioni, eccetera, eccetera, sento sempre un disasse pazzesco tra quello che parla e quello che ascolta. E vedi gli occhi dei ragazzi a volte, lo vedo nelle scuole, vitrei, spalancati, che dicono ti prego Signore portami via. Perché ho parlato di TikTok e di Instagram oggi? Mi rivolgo agli educatori, perché è l'unica cosa che serve in questo momento per connettermi al cervello di gente che oltre quello non va, giustamente perché alla loro età facevo la stessa cosa anch'io. Una volta una persona mi ha chiesto come fai a parlare così bene con i ragazzi, perché io ho un pubblico molto forte fra i giovani, mi vengono ai corsi con il telefono da firmare, col computer da firmare. Io rispondo sempre, loro hanno 18 anni o 15, 16 e non ne hanno ancora avuti 48. Io ne ho 48 e ne ho già avuti 18. E ricordarsi di questa cosa, ricordarsi che tocca a noi, secondo me è il primo grande passaggio. E ora so che c'è un momento di... Sono stato nei tempi perfetti, vero? Cioè, sembra uno che fa questo di mestiere.
11, guarda, come d'accordo. Ci sarebbe la parte delle domande, che vi invito a fare molto semplici, molto facili, ok? E non mi chiedete l'indirizzo degli influencer, perché a quelle domande non rispondo. Domande facili, abbiate un po' di compassione, perché sono vittima della dipendenza degli anacardi, e aiutatemi a liberarmi di questa cosa, ma non oggi, quindi se ne avete un po' da darmi poi li mangerò, va bene? E per il momento direi che è tutto. Ok, così? Grazie mille Paolo. Prego. Aspetto che la regia mi ridia. Eccoci qua. Grazie mille Paolo Borzacchiello, grazie per questa interazione che abbiamo gradito moltissimo, proprio lo stile con cui volevamo iniziare. E a proposito di interazione, io chiedo alla dottoressa Federica Silvoni una prima considerazione, magari un aggancio con il mondo della scuola di quanto abbiamo ascoltato dal nostro relatore, oppure una domanda per Paolo Borzacchiello, che prego di passare il microfono alla dottoressa. Grazie mille. Grazie gentilissimo, grazie per le parole che sono importanti perché definiscono la nostra realtà, e oggi abbiamo visto uno spaccato della realtà attraverso gli occhi dei ragazzi. Ringrazio anche l'USL, dottoressa Camporese e tutte le persone che sono oggi qui, che lavorano strenuamente proprio per portare questo tema agli occhi di tutti. Dei meccanismi che lei ci ha raccontato, dei quali ha parlato oggi, mi piace il fatto che in realtà anche le altre nostre dipendenze belle funzionano da quello, solo che forse come adulti non siamo in grado di portarle alla stessa maniera. La dipendenza dall'arte, dalla bellezza, dall'attività fisica, dal fare qualcosa che ci animi come esseri umani, non so, lottare per i diritti, altre cose, crea lo stesso questo tipo di meccanismo, perché è il nostro cervello che funziona così. Ma forse a volte non siamo in grado di far vedere questa realtà ai ragazzi, perché portiamo a loro la realtà del dovere, della razionalità, di quello che farai nel futuro, e ci dimentichiamo del presente. Il tema, faccio solo una parentesi, il tema del gioco è meraviglioso. Abbiamo fatto anche noi la settimana scorsa una settimana dell'inclusione nella nostra scuola in cui il tema era il gioco, perché noi come adulti giochiamo pochissimo tra di noi e con i ragazzi. È difficile che ci sediamo lì, diciamo non usare il cellulare, prendi un libro. Beh, cosa vuol dire? Se non gli crea piacere non lo prenderà mai in mano. Ma giocare con loro, fare delle sane partite a Machiavelli in cui ci si guarda negli occhi, ci si interagisce, è una cosa che nemmeno noi adulti sappiamo più come gusto. Anche noi rimaniamo intrappolati nel gioco del TikTok o di Facebook per la generazione o altre cose. E non lo togliamo, non ci sediamo vicino a loro a giocare. E questo sia per i piccoli ma anche per i ragazzi è molto importante. Ma noi come da adulti ce lo siamo dimenticati. Questa parola gioco non la leghiamo a un nostro essere adulti, la releghiamo in quella dimensione. Per cui io chiedo un consiglio a Paolo, se posso permettermi. Quali sono le parole che noi grandi dovremmo ripeterci nel cervello per tornare ad ascoltare veramente i ragazzi, ad essere con loro? Ok, allora, per tornare ad ascoltare i ragazzi, al di là che io qui quanto tempo ho per rispondere alle domande? Quello che voglio? Fantastico. Non è una buona notizia per voi. Ok. Torno un attimo sul discorso della dipendenza dalla bellezza, dalle cose belle. Molto spesso ci limitiamo a fare cose che ci piacciono, che poi sono i nostri giochi anche da adulti, con la convinzione sbagliata che serva qualche talento particolare per farlo. E invece no, nel senso che a me chiedono spesso, perché inevitabilmente quando poi faccio una conferenza o un giornalista o esce un nuovo libro mi chiedono, io scrivo tipo 3 libri all'anno, e mi dicono ma devi avere un talento particolare per fare questa cosa, per parlare con la gente, per scrivere libri. Io dico no, non ho nessun talento particolare, sono semplicemente innamorato perso delle parole. Ho cominciato a fare questa cosa senza pensare al risultato. Quando ho deciso di intraprendere questa carriera ho rischiato tantissimo, ho seguito il cuore, e quando mi chiedono ma tu sei talentuoso su questo argomento, io rispondo talentuoso non lo so, cioè non ho parlato fino a 20 anni, faccio fatica a pensare. Se vi immaginaste me a teatro con 1000 persone davanti e dire ma si vede che lui è portato, di che cosa? Non parlavo, svenivo in classe, cioè io nel mio curriculum, voi non ce l'avete scritto, ma ho un ricovero in neuropsichiatria infantile a 13 anni perché non riuscivo a parlare con la gente. E di mestiere adesso cosa faccio? Parlo con la gente. Okay?
E quindi seguire il cuore, questo è il primo, seguire il cuore per divertirsi, per stare bene, fare quello che ci piace, a prescindere dal risultato, che poi non vuol dire non seguire i risultati, ma anche sdoganare il concetto del devo in qualche modo avere un talento, devo in qualche modo essere capace. Fai quello che ti piace e prima o poi le cose comunque girano bene. Questo è il primo passaggio che tenevo a dire, perché puoi essere dipendente dall'arte, dallo scrivere, dal disegnare, dall'estetica, dalla bellezza. Io sono appassionato di tante cose, arte, moda, poesie, cioè mi piace riempirmi il cervello di quelle robe lì e vedo che poi, insomma, le cose funzionano. Quanto a parlare con i ragazzi, uno degli errori più grandi che commettono gli adulti senior, chiamiamolo così, è dimenticarsi che sono stati ragazzi. Questo è un concetto. Io quando vado a fare scuola, e vado nelle scuole a parlare dei libri, cioè la cosa che sento proprio nella maggior parte non tutti, ma nella maggior parte, c'è questo gap tra l'insegnante che spiega le cose. Perché uno dovrebbe amare Foscolo? Perché gli serve nella vita? Non gli serve a niente nella vita. Se non ne ami la storia, cosa ti serve Foscolo? Cosa ti serve il giovane Werther? A sapere questi due qua, che tra l'altro personaggi, cioè lui che invita lei, quello che invita quell'altro, sono fanno delle robe stranissime. Ma se non hai un'ispirazione personale e devi leggerlo perché il Foscolo non puoi non saperlo, non funzionerà mai. Io quando è uscito l'anno scorso questo libro che Nessuno può farti stare male senza il tuo permesso, cito il titolo perché è un libro dedicato al bullismo, alla protezione dai problemi che si hanno a scuola, la prima cosa che ho fatto è apro TikTok. Perché ho aperto TikTok quando non ne stimo tantissimo i contenuti? Perché ho detto, se io voglio andare a scuola e parlare con 14enni, 15enni, 16enni, minimo devo conoscere il loro mondo meglio di loro. Parlare come parlano loro, capire le logiche, capire qual è la dinamica e mi sono impressionato nel vedere quanta differenza ci fosse. Per esempio, ho fatto una serata, io faccio una serie di attività per Save the Children, ad esempio, sono ambassador per quanto riguarda la cultura, vado a fare una serata in una scuola in una comunità di ragazzi un po' problematici e parlavo del fatto che si deve essere insomma, pronti quando ci troviamo di fronte a qualcuno di ostile. Uno alza la mano e mi dice, cosa vuol dire ostile? E io mi ero preparato. Ma non mi ero preparato abbastanza. Ho detto, forse persino la parola ostile per certe persone non è la parola giusta. E in questo noi adulti a volte sbagliamo, non ci prepariamo. E la responsabilità è nostra, è interamente nostra. Io non posso pretendere che un ragazzo, una ragazza di 15 anni, per quanto svegli, si entusiasmino sentendomi parlare del modo in cui la dopamina, una volta che esaurisce il suo effetto, attiva un asse per cui il corpo produce ormoni dello stress. E come fai a entusiasmarli con una roba del genere? No, piccolino, mi ha pagato per venire oggi. No. Come fai a entusiasmarli? Gli parli di quello che fanno loro, gli parli di like, di TikTok. Io vorrei sentire più insegnanti, più educatori che dicono oh, aprite Instagram e vediamo un po' come funziona. Perché è quello che spesso manca, il fatto di pretendere che capiscano cose che non possono capire, ma non possono capire perché non sono intelligenti, anzi sono più svegli di noi. Non possono capire perché non è nel loro paradigma mentale. Questo è l'errore madornale. Poi TikTok l'ho chiuso perché dico, parlano così, capita la faccenda, ciao. Benissimo, ci sono anche i ragazzi che vogliono intervenire. Allora, abbiamo forse qualche intervento dalla sala, ma nel frattempo ci è arrivata una domanda da uno studente da casa, per Paolo. Ciao studente da casa. E la domanda è questa, che forse, con la quale forse sì. Paolo può rispondere anche recuperando la propria storia personale, visto che l'ha citata prima. Perché questo ragazzo dice, alle volte è difficile chiedere aiuto, non siamo capaci di affrontare l'imbarazzo. Allora come si fa a chiedere aiuto quando siamo in difficoltà, magari anche quando ci siamo accorti di essere dipendenti? Ok, che bella cosa. Come si fa a chiedere aiuto? Adesso io vi do una risposta che sembra provocatoria, ma che non vuole essere né provocatoria né sminuente della domanda che mi è stata fatta. E vi prego di prenderla per il paradosso che contiene. Come si fa a chiedere aiuto? Chiedendo aiuto. Non esiste altro modo. E vi do anche una spiegazione. Quando noi dobbiamo chiedere aiuto,
Tendenzialmente, quando non lo chiediamo, è perché abbiamo paura del giudizio altrui, paura di essere sottostimati e perché riteniamo che ci manchi il coraggio di farlo. Questo è uno dei grandi temi. Beh, il coraggio non esiste. Questo è un paradosso. Il coraggio non esiste. Non esiste il coraggio. Il coraggio come parola deriva da agere, cioè da agire con il cuore. Agire con il cuore. E invece, grazie. Sento un sacco di bravo qua, è una cosa molto bella. Sono d'accordo, fra l'altro. Come vedete non è un corso sulla modestia, questo, esatto. ok. Ah, poi vi do anche un altro segreto magico. Questo ricordatemelo, poi dici Paolo, c'è il segreto magico per l'autostima. L'autostima, un po' di autostima vi serve? Una bottarella di autostima? A chi serve? Dai, sulla mano che lo so, ok. Poi ricordatemi, Paolo, segreto per l'autostima, linguistico, ok. Ecco, vi svelo un problema mentale, quindi, problema mentale nel senso non grave, ma noi a volte non facciamo le cose, non chiediamo aiuto, perché aspettiamo di avere il coraggio per farlo. Ma se io aspetto di avere il coraggio di fare qualcosa, non la farò mai, perché il coraggio arriva sempre dopo che l'ho fatta. Pensa che roba meravigliosa. Ci freghiamo la testa, ecco, caro studente che mi hai fatto la domanda. Non c'è altro modo che farlo, perché se aspetti di avere l'entusiasmo, il coraggio, che ti passi la paura di non essere giudicato e così via, quella roba lì non ce l'avrai mai. Arriva sempre un pezzo dopo. E chiunque ti dica devi trovare il coraggio per farlo è un errore linguistico, madornale. La frase devi, che un adulto può dire a un ragazzo, devi trovare il coraggio per farlo, è un errore madornale, perché non troverà mai il coraggio per fare la cosa, perché il coraggio arriverà dopo che l'ha fatta. E noi adulti in questo caso dovremmo dire, non voglio sentire, a volte il protezionismo degli adulti, sì, poverino, non hai il coraggio, sì, lo capisco. Niente. Vuoi chiedere aiuto? Chiedilo. Vuoi fare una cosa? Falla. Non c'è, e l'adulto qui dovrebbe essere, mi permetto, adesso in questa epoca storica, un po' meno a volte, e un po' più, non so se si vede. Un nudge, diciamo. Non so come, nudge è il pungolo gentile, Esatto. anche non troppo gentile. Esatto, di piede. Perché il coraggio arriva sempre dopo. Quindi fai un bel respiro e chiedi quello che devi chiedere. Punto. A scuola, sul gioco, in generale nella vita. Ok? Boh. Grazie, nel frattempo sono arrivate altre domande. Prego. Potete fare un applauso quando volete, eh? Ah sì, giusto. Beh, questa era bella, dai, era un pezzo. Ci stava. Questo era un bel pezzetto, meritava in effetti l'applauso. Abbiamo una domanda anche dalla sala che dice, aperte virgolette, mai, mai, mai offendere, chiuse virgolette, ho letto queste sue parole in un post, può spiegarci meglio? Mai, mai, mai offendere? L'hanno letto in un post. Adesso a questo Che punto non mi viene il dubbio significa, che non significa che esista. Ogni cosa è reale, non necessariamente vera. Sui vaccini? Ah, ok. Adesso mi ricordo. Adesso mi ricordo, perché così non mi ricordavo. Sì, adesso ripeto tutto. Sì. Facciamo finta che sappia fare questo di Quindi mestiere. lo faccio io. Allora, Emanuele in sala ha posto questa domanda ricordando che c'è stato Ho un suo scritto un post post in cui commentavo la comunicazione di alcuni personaggi pubblici sulla questione vaccini. E alcuni personaggi pubblici, che non nomino, guai al cielo, che cosa fanno per stimolare, ma anche persone normali, insomma, che non hanno ruolo, cosa fanno per stimolare, faccio una parentesi, non entro in nessun modo nella questione politica della faccenda, pro o contro, non mi interessa, io mi occupo di linguaggio. Qualsiasi cosa che dirò non è né che sono a favore di una cosa né che sono a contrario all'altra o viceversa. Lo devo sempre dire perché io mi occupo di medicina e politica, quindi ogni volta che esprimo un parere mi dicono tu allora pensi così, io faccio linguistica, ok? Quindi, se voglio convincere qualcuno, dargli dell'idiota non è proprio il massimo della vita. E nel periodo dei vaccini, quando c'era questa querelle che ancora oggi ha qualche così propaggine, si diceva tu non lo fai perché sei un somaro, sei un povero mentecato, capisci niente, quella roba lì. Non è che li convinci. Insultare le persone che la pensano in modo contrario da te non è che produca un'adesione, questo era il senso del. Si può per traslato
applicare anche in questa cosa. Giudicare è tu non riesci a smettere perché sei debole e tu non sei capace. Ecco, ogni volta che noi giudichiamo male, offendiamo qualcuno che ha un'idea diversa dalla nostra o che fa comportamenti che per noi non sono funzionali, in questa persona nasce il desiderio di fare esattamente il contrario e peggio. Quindi più mi attacchi, più mi dici che sono un somaro, se non faccio una certa cosa, più ti dico, ah sì, sai cosa? La faccio per principio, il doppio, e comincio anzi a fare proseliti. Mai attaccare, mai attaccare. Quando si vuole far cambiare idea a qualcuno, ci sono 10.000 modi più laterali per farlo. Grazie a Emanuele per la domanda. Ne abbiamo un'altra, sempre dalla sala, che dice: come si fa a dire ai ragazzi di non farsi influenzare dai social e quindi creare una futura dipendenza se il mondo reale è circondato da influencer? Vedi, certo. Ci sono anche alcuni che sono citati. Ecco, come si fa a dire alle persone non farti influenzare quando in realtà è molto c'è facile. il mito degli influencer? È molto facile, non glielo dici. Non glielo dici perché non è possibile. Non è possibile. Cioè, pensare di dire a un ragazzo non lasciarti influenzare dai social è impossibile, perché vorrebbe dire togliergli il telefono, togliere gli account, spedirlo in Tibet, rinchiuderlo con 4 capre in un monastero e lasciarlo lì a invecchiare. Ecco, questo è il problema degli adulti. Sì. Che danno dei messaggi paradossali che non possono essere. È come dire a un figlio, mi raccomando, sii spontaneo. Che cavolo vuol dire? Che appena è un paradosso mentale, sii spontaneo. Se sei spontaneo hai obbedito a me, quindi non sei spontaneo. Se capisci il senso di quello che ho detto, vai in paresi cognitiva, come fai a non lasciarti influenzare? Gli si deve insegnare a usarli. Gli si deve insegnare a usarli bene. Io faccio corsi nelle scuole spiegando ai ragazzi come migliorare la loro comunicazione su TikTok, come fare una storia perfetta e avere un sacco di soddisfazione, e poi dopo gli insegno le regole di comportamento, su come si usano, su quante volte andrebbero usati, e tutti i barbatrucchi alla Omero di Ulisse, perché poi gli spiego Ulisse e le sirene senza citargli Ulisse e le sirene, perché se gli dici guarda oggi ti spiego Omero, e ciao, quelli dicono ma no, io devo guardare TikTok, e gli spiego come si fa, ma prima gli insegno a farlo bene. Perché la dipendenza arriva spesso e volentieri da non sono capace, tento 10.000 strade, ci perdo 20 ore. Se io ti insegno a essere efficace, a fare un post che produce 1.000 like, te sei a posto. E in cambio ti chiedo di usarlo di meno. Ma pretendere che uno non si lasci influenzare, chi non si lascia influenzare dai social? Ci sono, fanno parte della nostra vita. È paradossale chiederglielo. È proprio sbagliato, perché uno dice: cosa mi stai chiedendo? Non mi capisci, non sei nel mio mondo, quindi sai cosa? Per principio non ti ascolto. Io non insegno ai miei studenti, dove vado a scuola o all'università, a non lasciarsi influenzare dai social. Li insegno a usare il mezzo per ottenere un risultato. E invece di esserne usati, imparano a sfruttarlo. Ma con una presa di coscienza che è: non puoi non essere come fai a non essere influenzato? Da me, dal social, dalla spunta blu, dalle storie, dagli influencer, dalla televisione. Perché poi spesso lo dicono gli adulti che passano la serata a vedere la televisione, cioè non raccontiamocela. Questo è il primo errore, perché appena lo dici il ragazzo pensa: questo non ha capito una mazza, questo non è nel mio mondo, quindi non lo ascolterò mai più. È lì che dobbiamo ragionare. Basta? No, poi mi agito. Sì, perché è una cosa che mi sta tanto a cuore, tanto a cuore, quindi a volte mi infervoro, perché mi piacerebbe che stessimo tutti un po' meglio, insomma. Gli adulti, ma dai, non lasciarti influenzare. Allora, partite da questo presupposto: non è possibile non farsi influenzare da quello che ci capita intorno. Io mi occupo di scienza delle interazioni umane. L'ambiente ci influenza, i vestiti ci influenzano. Io arrivo con gli anelli, mi giudicate. Mi giudicate per come sono vestito, io giudico voi per come siete vestiti, tutto ci influenza. Non si può non essere influenzati. L'unico che può essere non influenzato da quello che capita intorno è un morto. Sotto la bara, e lì non sei influenzato. Non si può non giudicare le persone, non si può non essere influenzati dalle persone. Punto. O prendiamo atto di questa roba e ci lavoriamo, o se no passeremo la vita a dare consigli che nessuno ascolterà mai. Simpatico, eh? Abbiamo il richiamo all'autostima, perché oltre alla promessa che ci aveva fatto, arriva da uno studente, da casa, questa domanda. Chiudersi nei social, isolarsi, per noi ragazzi è spesso una conseguenza anche di bassa autostima. Certo. Allora ci sono dei consigli per esercitarci a far crescere la nostra autostima? Sì, beh, io adoro queste domande, fra l'altro. Che bella cosa. Allora sì,
In effetti molto spesso la fuga nel social è comodo, nel senso che lì non devo interagire, metto tutti i filtri, posso rifare la storia 50 volte. Se devo fare un messaggio a un pubblico, non mi piace, la rifaccio, cambio filtro, cambio inquadratura, mi sistemo prima, ma la vita poi non è così, nel senso che se devi fare una domanda a qualcuno o devi invitare qualcuno a cena, ti invito a cena, è un'ipotesi, dico sai, dico no ho sbagliato, aspetta che la rifaccio, non guardarla, discard, scarta la storia. E volevo invitare, aspetta che però non ho il filtro giusto, fammi vedere, nella vita vera non funziona così, quindi capisco che uno fugga da quella parte lì. Come risolvere l'autostima? E lì ci sono 10.000 finestre aperte, che, cioè, non è proprio la sede affinché io ne parli. Però per esempio io sui miei social, è una promo pro bono, se posso dire, faccio tantissime attività di divulgazione, proprio perché penso, qualcuno che non ha voglia di leggere libri, qualcuno che non ha tempo, modo o risorse per fare i corsi, io faccio tutti i miei video su come smettere di autosabotarsi, per esempio. Ecco, che è un argomento molto simile. Ho fatto un video su come smettere di autosabotarsi, spiegando che l'autosabotaggio in realtà spesso e volentieri è solo un meccanismo adattivo che ci permette di stare meglio. Cioè pensare, madonna, ma magari se mi chiede qualcosa di brutto a scuola, non è autosabotaggio, è sono intelligente e mi preparo al peggio. Perché siamo vittime di questa cosa del pensiero positivo, dell'autostima bassa ti deriva perché vedi tutta sta gente felice, pimpante, che guarda sempre il bicchiere mezzo pieno, dici, madonna, io sto male, quindi non sono bravo. No, siamo progettati per stare male. Il pensiero positivo ne ha ammazzati più di quanto noi in questi convegni possiamo dire. Questo mito della felicità, dell'essere sempre di buon umore, dell'essere sempre contenti, è un mito falso che serve per vendere creme. Siamo esseri umani, va bene stare male. Il cervello ha bisogno di pensieri negativi perché sennò non saremmo qua. E l'autostima, in realtà, voi non avete problemi di autostima, avete problemi di modelli di riferimento. Perché vedi quello che dice, oh, sempre figo, sempre truccato, sempre vestito, è sempre in giro, è sempre felice, ma non c'è mai un momento triste. Ce l'ha e che non ve lo fa vedere. Ce l'ha e che non va a vedere. Io non mi faccio vedere quando una bambina piccola pulisco il vomito di mia figlia, perché sui social quella roba lì non la metto, ma c'è. Questo è il grande problema. Ce l'abbiamo tutti l'autostima. È un paradosso. Se non avessi l'autostima, non mi avresti fatto la domanda. Questa è una cosa su cui riflettere. Quelli che non hanno l'autostima non sono qui a parlarmi e sono da un'altra parte, sempre sottoterra. Perché nella misura in cui vivi comunque ce l'hai e che a volte il riferimento è molto sbagliato. Ma ci possiamo lavorare insomma in 1000 modi diversi. Ma questo video che ho fatto sull'autosabotaggio secondo me è figo, ci dà un po' di... Cioè si può pensare male, si può pensare negativo, non è pessimismo. Non dico Leopardi che si butta per terra e guarda la siepe lì e dice oddio che sabato brutto che ho avuto. Immaginatevi Leopardi, ah ma che sabato pessimo, che bello, però domani sarò infelice. Cioè insomma si può anche viversi sabato sera meglio. Però un po' di pensieri negativi fanno parte del gioco. Il non piacersi è un meccanismo adattivo, cioè ci serve per migliorarci. Se io non avessi contezza del fatto che ho questa cosa che si chiama rotolo, non so come altro chiamarla, e non mi piacessi, non sarei propenso a fare qualcosa per migliorarmi. Se non pensassi ogni tanto di non essere all'altezza, io faccio questo di mestiere da 20 anni, per venire a fare questo gioco qua, a fare questo corso sul gioco, questa interazione, mi sono andato un po' in sbattimento, perché dico cosa gli vado a dire? Mi sono messo a leggere libri, mi sono ristudiato il circuito della dopamina, cioè non mi sono sentito così bravo da non prepararmi. Quindi questa cosa dell'autostima a volte è scarsa, è la molla che ci serve per stare meglio, per migliorarci, diventare più bravi, più in linea con i nostri desideri più alti. Ma qui ho un trucco, ho il mio trucco per l'autostima. Se siete pronti per riceverlo. Siamo pronti. Ok? Si fa in piedi. Allora. Ma dovete farlo però, questo poi io ve lo do, lo fate a casa. Allora, noi come esseri umani siamo vittime di un altro bias. Tutto a posto, signora? No, io mi alzo in piedi, Voi dovete stare seduti, buoni e senza fare casino. Però mi piace molto questo, vuol dire aver creato empatia. Vabbè, è già una lettrice storica, quindi c'è Paolo, perché chi mi conosce sa che quando dico una cosa poi andrebbe fatta. Okay? C'è la paura poi delle conseguenze. Okay. Sì. Quelli che vedi che non rispondono subito è perché ancora non conoscono bene la faccenda. Allora, noi abbiamo un bias
un errore, che è il negativity bias. Cioè il bias della negatività, cioè siamo più propensi a ascoltare le cose brutte delle cose belle. Ci fa più effetto una critica negativa rispetto a 100 complimenti. Dovrebbe succedervi. La recensione brutta di un mio libro su Amazon mi sconvolge e poi uno mi deve dire: guarda Paolo che ne hai 1000 buone. Però siamo attratti dal negativo, perché si fanno le code in autostrada a volte quando c'è l'incidente e dici: ma cosa te rallenti a guardare? C'è questa attrazione per il negativo. Quando comprate un ristorante andate a cercare subito le recensioni positive o negative? Negative. Quelle positive non le guardi neanche. Questo è un tipo di atteggiamento. Quindi noi con il cervello abbiamo da fare sto mestiere, dobbiamo capire come funziona e forzare un po' a volte la mano, aggirare un po'. L'autostima scarsa deriva anzitutto dal fatto che siamo progettati per non piacerci mai troppo, proprio perché tendo più a vedere la cosa che non va sulle 100 altre che vanno. Di me stesso, è normale. Vedo più il rotolino che... Adesso però basta che in TV poi tutti guarderanno questa cosa. Okay. Vedo più quello che le altre 10 buone cose che ho fatto magari. È tipico. Allora c'è un addestramento che si chiama addestrarsi alla straordinaria bellezza del nostro splendore. È una tecnica. Addestrarsi alla straordinaria bellezza del nostro splendore. È un lavoro difficilissimo che anche gli adulti faranno fatica tanto a fare, ma che se lo fate poi vi migliora la vita. E in cosa consiste la strategia? Quando ricevete un complimento, perché riceverete un complimento, come sei bello, come sei bella, come sei vestito bene, come sei vestita bene, che buona cena che hai fatto, che bel lavoro che hai fatto, il nostro istinto è quello di fare una cosa del genere. No, beh, sì, dai, niente di che, normale, e fare così. Perché non siamo abituati a affrontare le cose belle. La tecnica quindi è questa: la prossima volta che ricevi un complimento, per la cena buona che hai cucinato, per come hai fatto bene i compiti, per come sei vestito bene, eccetera, eccetera, guardi la persona, devi stare dritto in piedi fermo, guardi la persona, strizzi un po' gli occhi, annuisci e dici sì, e poi te ne vai. Chi riesce a fare questo vince. E non riuscirete a farlo. Che vuol dire: Paolo, ma come sei vestito bene oggi? Ti guardo. Sì. E poi te ne vai. Che buona cena che hai fatto oggi. Io sono addestrato da mia mamma in questo, mia mamma pessima su questo. Mamma, che buon pranzo che hai fatto. Ma però il branzino era scotto. Ma la carne era cruda. Vi sarà successo, no? Complimenti per la cena. Sì, però, ecco. Che buona cena che hai cucinato. È vero. Vedete che ridete? Ridete perché nel cervello si crea dissonanza. Perché ridete? Perché pensate che io stia scherzando. Perché è talmente fuori da come ci hanno addestrato che tu pensi che io stia scherzando. Non sto scherzando. Come sei vestito bene oggi? Mi taccio perché non vorrei disturbare quelli che parlano mentre parlo io o che fanno suonare il telefono mentre parlo. È buona educazione, no? Non si interrompe chi parla mentre parlo io. Non ci hanno addestrato a questo. Non ci hanno addestrato a goderci la magnificenza del nostro splendore. E non è demagogia spicciola o retorica da 2 soldi. È che voi ridete mentre dico questa roba, non dovrebbe far ridere. Perché ridete? Perché c'è una dissonanza. Quando è che si ride? Perché quando è che noi ridiamo nelle barzellette, nelle battute? Perché c'è una alterazione della realtà, qualcosa che non ti aspetti. Allora ridi, è un meccanismo biologico. Se io dico, il prossimo che ti dice come sei vestita bene, tu ti guardi e dici, è vero? Fa ridere, perché non è nel nostro cervello, ma è quello che dovrebbe portarci poi a stare un po' meglio. Quindi, che bravo che sei stato Paolo oggi. Sì, in effetti. Che non vuol dire avere troppa coscienza di sé, non smettere di pensare di essere migliorati. Vi ho anche detto che io comunque mi sono dovuto riprendere libri perché per rispetto di una cosa bella come questa, importante come questa, dico, ascolta, un po' di roba ne so, però fammi riguardare un po' gli argomenti, fammi ristudiare un po' come funziona, che ci tengo. Cioè, sempre coscienza di poter migliorare, ma anche sana accettazione di come siamo. E rispondere sì a qualcuno che ti fa un complimento è una delle cose più difficili in assoluto. Che bella che sei oggi. No, ma guarda che rughe, guarda che culo, guarda che... no, non sto male, sono uno straccio, guarda che faccia. Fate così. Che bella che sei oggi.
ciao, e te ne vai. È fantastico. Questo è il primo corso. Poi il secondo corso, ma non possiamo dirlo oggi, c'è l'avanzamento che è master. Però forse solo per voi posso anche fare il master. Volete il master, anzi? Perché rispondere sì è il basic, rispondere sì vero è normale. Il secondo avanzamento è un po' più complesso, lo guardi, ti dice Paolo che bel corso che hai fatto. Fissi, la faccetta è importante, la faccia un po' così. Fissi, guardi, strizzi gli occhi e dici qualcosa che non so. E te ne vai. Perderete un sacco di amici, ma starete molto meglio con voi stessi. Qui ci poteva stare un applauso, secondo me. È giusto fare l'applauso, è stato un pezzo bello, no? Paolo, che bel contributo che hai dato. È vero. In effetti. Oppure... Qualcosa che non so. Buon gustaio. Ok. Grazie mille, veramente siamo molto contenti. Volevamo dare proprio la parola alla dottoressa Silvoni per un ultimo commento. Questa cosa mi risuona tantissimo. C'è un piccolo pezzo in un cartone animato che esprime proprio questo concetto e vi suggerisco di memorizzare la traccia nel vostro telefono perché funziona. Gli Incredibili, a un certo punto Edna Mode, che è la stilista che fa le tute appunto per Mr. Incredibile, e lui le dice Edna, sei fantastica, e lei sale le scale e dice lo so tesoro, lo so. Mi mancava, questo andrà a impreziosire il mio ego già di proporzioni importanti. Va bene, va bene. Incredibile. Lo nelle slide. Okay. Grazie mille alla dottoressa Federica Silvoni, che è stata qui con noi, che ha interagito in un modo che abbiamo veramente apprezzato, come l'interazione di Paolo Borzacchiello con gli studenti presenti in sala. Siete contenti dell'incontro? Dovete dire sì. Dovete dire sì con un po' più di entusiasmo, però, perché così sembra la classe di Walking Dead. Quindi sì, in che senso? Sì, vuoi leggere una domanda? Sì, sì, sì. Chi è la domanda? Allora, abbiamo una domanda, ad alta voce forte che fantastico. Poi la ripetiamo da qua. Ok, guarda che tema pazzesco. Lui mi chiede, lo dico per gli amici a casa, che usando i social oggi c'è un sacco di gente che propone corsi sul trading online e altro. Il 99% di questa roba è fuffa, è truffa, sono cose che non esistono. Ci sono formatori o esperti che si noleggiano la Lamborghini, fanno il viaggio a Dubai, registrano i video e poi ti dicono che col trading sono diventati miliardari. Non è vero, non è semplicemente vero. I miracoli gratis non esistono. Non esiste ed è un meccanismo purtroppo non ancora regolamentato che mi fa impazzire questa cosa. Noi siamo qui a fare dei corsi contro le dipendenze e questi hanno carta bianca di poter dire la qualsiasi cosa senza dover dimostrare quello che fanno, senza provare quello che fanno. Io lavoro nel mondo dell'alta finanza perché sono consulente di banche, aziende. Quella roba lì non esiste, non esiste, è fuffa. C'è gente che si compra la macchina bella, sai come fanno a comprarsi le macchine belle? Vanno in 10, se la noleggiano, dividono la rata per 10, se la passano in 10, poi la devono restituire, fanno il video e finisce lì. La maggioranza di quello che trovate sui social è fuffa per spennare i polli. E qui salta fuori il corso di prima. Il primo che dice no ma questo secondo me è buono, non è altro che il tuo wishful thinking, cioè la tua speranza segreta di poter ottenere milioni di dollari senza fare un cavolo. E questa roba nella vita non esiste. Non esiste. Io vendo paccate di libri, sai perché? Perché scrivo tutti i giorni che Dio manda in terra. Tutti i giorni, tutto il giorno. Senza ispirazione, senza voglia. So che devo farlo e lo faccio da 25 anni. Non esiste quella roba lì. Purtroppo noi siamo qui a fare un corso del genere e lì c'è carta bianca. Motivo per il quale anch'io poi alla fine ho detto, sai cosa, il mio account di TikTok, tientelo, non mi interessa. Prego. Grazie a te per la domanda. Sì, se ce ne sono altre dal pubblico, fatele pure. Abbiamo avuto comunque contenete l'entusiasmo, nel senso che vorrei dirvi, trattenete un po' la vostra gioia perché è imbarazzante a questo punto.
In realtà alcune di quelle che ho letto sono arrivate proprio da loro, quindi Fantastico. hanno partecipato in maniera molto attiva. Fantastico. Grazie anche alla tua modalità di interazione che Sì, abbiamo un po' apprezzato. particolare. Siamo veramente contenti di aver iniziato così, non potevamo partire meglio e quindi andiamo in chiusura di questo incontro. Ti ho detto qualcosa che non sapevi. Ah, dai, scherzo. Poteva anche partire meglio. Bene, allora ringraziamo con un applauso Paolo Borzacchiello per la sua disponibilità. Vi ricordiamo che nel sito www.cambiogiocoul6.it trovate l'intero programma. Vi aspettiamo alle 17:30 per il prossimo incontro in programma. Il titolo è Ludo Ergo Sum, il gioco lavoro del bambino. I relatori saranno Leonardo Fogassi, ricercatore e professore ordinario di fisiologia presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Parma ed è uno degli scienziati che hanno scoperto i neuroni specchio, e Raniero Regni, professore ordinario di Pedagogia Sociale presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università LUMSA di Roma, che appunto condurranno questo secondo incontro della nostra settimana Cambio Gioco. UL6 Euganea di Padova vi ringrazia di cuore per aver partecipato, soprattutto ai ragazzi e agli insegnanti che li hanno accompagnati qui presenti nella Sala della Carità di Padova, ma anche a tutte le persone che ci hanno seguiti da casa o dalle classi di altre scuole in tutta Italia. Vi invitiamo a mantenervi in contatto con noi, a consultare il sito, a scaricare il programma e a non perdere i prossimi appuntamenti di questa intera settimana dedicata alla prevenzione del gioco d'azzardo e alla promozione della salute. Grazie ai dirigenti ULS che sono stati presenti con noi per un saluto istituzionale, grazie ancora alla dottoressa Federica Silvoni, ospite in sala, che ha interagito con il nostro relatore Paolo Borzacchiello. Arrivederci a tutti.